Il fumo nero e i disagi dopo una notte di fuoco in Calabria, Crotone 34, gli interventi dei vigili del fuoco, distrutti decine di ettari di vegetazione nel bosco costiero di Sovereto a Isola Caporizzuto, roghi nel Cosentino, a Guardia Piemontese, Serraiello, a Mantea, disagi sulla statale 18 e a Catanzaro sulle colline nella zona di Germaneto, casualità o regia dietro le fiamme. Si è trattato di un attacco criminale, l'autocombustione a queste latitudini non esiste, può esistere in Africa dove fa molto più caldo. Ecco, qui sono tutti incendi dolosi, che è la cosa più inquietante. Questi criminali hanno approfittato della giornata ventosa di ieri e hanno appiccato gli incendi all'imbrunire, cioè quando sapevano che gli elicotteri, i Canadair non potevano intervenire. E sono partiti i primi incendi intorno alle 7 di ieri sera e sono proseguiti gli appicchi fino alle 5 di stamattina. Quindi è chiaro, è evidente, la mafia dei boschi colpisce in questo modo, in modo organizzato, in modo strategico, aspettando il vento e aspettando di imbrunire. La situazione è ora sotto controllo, si è lavorato H24 con lo sguardo rivolto al fuoco alimentato dal vento. Le fiamme non sono arrivate alle case, insomma, quindi, però hanno creato dei problemi e potevano creare problemi ancora più gravi se fossero arrivate alle case. Gli incendi sono stati tutti spenti nell'arco delle 24 ore. Ricordiamo che l'anno scorso c'erano incendi che sono durati fino a 2 mesi, no? E quindi insomma c'è da registrare una migliore organizzazione complessiva, ma su scala nazionale nello spegnimento, insomma, visto che lo scorso anno sono venute a mancare le guardie forestali.